Euroregione News. Intersezioni, artisti uniti per l'arte in Friuli Venezia Giulia. Per vincere la sfida post-Covid, 5 differenti gruppi culturali si sono uniti in rete per presentare 6 festival in 21 comuni, con oltre 100 spettacoli in tutta la regione. Tra questi il grande Tommaso Pecile di Felicima Furlans, coordinatore di Art Talor. Il lavoro è tutto in un continuo processo di studio delle regole, di adattamento a quelle che sono le normative che di fatto cambiano in continuazione e speriamo cambino in meglio anche nei prossimi giorni. Sicuramente il distanziamento sarà uno degli elementi principali dei nostri festival, ma sarà anche l'occasione per viverli in maniera diversa. Stiamo cercando di fare di necessità virtù, questo è poco ma sicuro, e lavorare in rete con Intersezione assieme a altri 5 festival, 6 festival in tutto in regione è stato sicuramente una grande occasione anche per confrontarsi, per aiutarsi, per mettere in comune buone pratiche in un momento comunque estremamente complicato a livello della gestione di questi grandi o medi eventi. Intersezioni sono appunto 6 festival: Area Danza, Art Alort, Contaminazioni Digitali, Invisible Cities, Microfestival e Terminal, 21 comuni, oltre 100 eventi in 2 mesi, da metà luglio fino a metà settembre grosso modo, per cui tutta la regione sarà coinvolta. Sicuramente in un momento come questo anche semplicemente lo scambio di informazioni e di pratiche, sapere come affrontiamo questo momento, confrontarsi è fondamentale, ma in realtà il progetto Intersezioni è nato ben prima, no? della crisi sanitaria. Sono 18 mesi che stiamo lavorando e l'idea è proprio di poter, mettendoci assieme, creare un sistema in cui possiamo condividere risorse, ottimizzare quello che è poi il nostro lavoro e condividere anche un pubblico, perché ovviamente lavorando anche in zone, in territori diversi e avendo come uno dei punti principali di interesse l'utilizzo di zone urbane, la rivisitazione degli spazi non convenzionali per le performance, sicuramente interessante collaborare, unire le forze, confrontarsi. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.